Mestre spunta anche un coltello e una mazza da baseball tra i feriti, di cui uno grave, l'accoltellato per la spartizione dello spaccio di droga in città. Il video. Io con mio figlio di 1 mese aggredito in un negozio pieno di clienti con lo spray urticante per la ricarica di un cellulare. Racconto contato di filmato dell'ennesima aggressione ad un negoziante di Mestre. Rocambolesca tentata evasione oggi quando un detenuto in trasferimento da Belluno al Tribunale di Venezia ha cercato la fuga gettandosi in acqua. Guarda la sua auto sconsolata, piange il turista di Mestre che ieri pomeriggio ha vissuto momenti di puro terrore a Campolongo di Santo Stefano di Cadore per il fortunale abbattutosi improvvisamente. Tamponamento tra 2 auto sulla Triestina lungo il Montirone, il bilancio di 2 feriti, per fortuna non gravi, il fatto questa mattina poco prima delle 8. Appello dell'Avis alla donazione di sangue e plasma. La stagione delle ferie coincide con un calo delle donazioni mentre cresce il fabbisogno. Da qui l'invito. A Tania Cagnotto, il lungomare delle stelle 2023, il 9 agosto Jesolo intitolerà la più forte truffatrice italiana e olimpionica di tutti i tempi un tratto del suo lungomare noto come la Wall of Fame. Ben ritrovati, buonasera a TG Venezia. Continuiamo purtroppo a parlarvi di degrado e di aggressioni, tensioni nella zona di Mestre. Siamo di nuovo in centro a Mestre, triplice gravissima aggressione con coltello e mazza da baseball. 3 sono i feriti, lotta per la vita in prognosi riservata. Un 42enne ferito da un connazionale per la gestione dello spaccio in città. Dopo l'accoltellamento, ecco il senegalese 38enne interamente coperto di sangue che tenta la fuga ma arranca. A malapena si regge in piedi. Siamo all'inizio di Via Olivi, cioè a 2 passi da Piazza Barche a Mestre. Il fatto tra gli sguardi carichi di terrore e panico di cittadini, passanti, commercianti e avventori dei locali seduti ai tavolini. Quando ieri abbiamo visto l'aggressione sembrava una cosa surreale. L'accoltellamento nel corso del passeggio di Mestre ieri nel primo pomeriggio durante una duplice rissa tra nordafricani per spartirsi la zona dello spaccio proprio qui in centro città. È qui che il 38enne senegalese, dopo aver perso i sensi, verrà soccorso grazie alle chiamate al 118 della gente sotto shock. Se la caverà con 1 mese di prognosi e un trauma addominale. È andata peggio al suo connazionale 42enne, da lui accoltellato all'addome da parte a parte, squartandogli la pancia sotto la Galleria Romana, che ora sta lottando per la vita all'Angelo di Mestre. Un piccolo dettaglio: entrambi non risiedono in città, bensì a Brescia il 42enne grave in prognosi riservata e a Vicenza il suo aggressore 38enne che camminava sanguinante tra la gente. Poco più tardi alle 18 la terza aggressione, sempre a 2 passi da qui in via Allegri, quando il titolare del bar Zax ha colpito in faccia con una mazza da baseball un afghano che, dice il primo, gli stava molestando da tempo figlia e moglie. Lui ha portato bastone, io ho preso bastone da lui. Ah, lui, Capito? tu l'hai preso da lui? Sì, lui è arrivato qua, disturbava mia figlia, lui dico, anche medico disturbava, dammi il numero, disturbavo, 2 volte è arrivato, io dipendere moglie, basta. Doveva dipendere moglie, ha litigato con me, basta. Lui è scappato, dopo è andato lì, è arrivata l'ambulanza. E sempre a Mestre è stata denunciata ai nostri microfoni un'altra aggressione da un papà con un figlio, un commerciante. Tra i testimoni delle aggressioni di ieri, Prince Howelder, la sua proposta in materia di sicurezza. Lei cosa ha pensato quando ha visto con i suoi occhi che cosa stava accadendo proprio di fronte alla sua attività? Cioè, io non ci credevo che in centro, nel cuore di Mestre, potevano fare delle cose del genere. Nel senso, uno si sa comunque nelle grandi città ci sono un po' di delinquenza eccetera, però così? Spudorati in modo così brutale mi sembra veramente eccessivo. Prince Howelder, portavoce della comunità bengalese di Mestre, nonché commerciante, è stato tra i primi a denunciare le aggressioni, chiamando le forze dell'ordine. E sempre in centro a Mestre, un altro commerciante denuncia, filmato alla mano, di essere stato aggredito pochi giorni fa nel suo negozio di Piazzetta 22 marzo con lo spray al peperoncino da una coppia di ragazzini di appena 18 anni. L'aggressione perché, in assenza dei documenti dei 2 amici di origine tunisina, si era rifiutato di fare la ricarica del credito dei telefonini.
Nel video evidenziato con il cerchietto rosso quando il 18enne con la maglia nera spruzza per ben 3 volte lo spray urticante. In quel momento, racconta il titolare in negozio con i clienti, c'era pure la mia famiglia con il bimbo appena nato. L'hanno spruzzato davanti al Banco. Dopo che fa il lavoro dentro, lui non visto. Se avanti c'è 2 clienti, loro da C'erano i visto. clienti C'è che altri clienti. avevano gli occhi che cominciavano Sì. a lacrimare. Sì. Ed è sempre Prince Aulader, in qualità di presidente dell'Associazione Giovani per l'Umanità, ad avanzare la sua proposta in materia di sicurezza. Secondo me comunque ci vogliono anche delle persone che girino anche in borghese, che tutelino questo posto, perché la gente... Ecco, questa è una proposta che lei avanzerà con la sua associazione? Certo, io proverò, però il discorso, sono scesi 7.000 persone, 80 associazioni di commercianti e associazioni di tutte le categorie, e non abbiamo visto nessuna risposta. Questa è la cosa che sono rimasto veramente deluso. Dico, se sono scesi 7.000 persone, le istituzioni potevano chiamare alcuni rappresentanti di queste associazioni e di sentire la loro voce. È stata chiamata qualcuno? No. Tra rabbia, sconforto e amarezza, l'auspicio ora ci sia a breve un intervento duro e repressivo di prefetture e istituzioni, dice. E capisca, senta la voce, senta il dolore delle persone e cercano di intervenire. Un detenuto cerca di evadere tuffandosi in canale. È accaduto oggi a Venezia durante un trasferimento dal carcere di Belluno al Tribunale di Venezia. Un detenuto appunto ha cercato di scappare. Gli agenti della polizia penitenziaria si sono a loro volta lanciati in acqua, l'hanno riacciuffato e rimesso in sicurezza. Il protagonista è un uomo di nazionalità romena che, con la scusa di andare in bagno essendo senza manette perché davanti al giudice con un improvviso strattone, è riuscito a divincolarsi, tentando così la fuga rocambolesca. Poi c'è stato un tamponamento tra 2 auto questa mattina 8:30 a Mestre lungo la statale 14 Tressina all'altezza del Montiron. 2 i feriti, pare in modo non preoccupante. Nell'urto piuttosto violento è andata distrutta la parte posteriore di una macchina, una Fiat Idea, mentre l'altra auto coinvolta, una Fiat Punto, ha terminato la sua corsa nel fossato a lato della carreggiata. L'incidente appunto di prima mattina sul posto i vigili del fuoco di Mestre con il personale del 118 arrivato con ambulanze e pattuglie di polizia locale. Siamo al maltempo che sta imperversando ancora nel nostro Veneto. C'è un'allerta gialla emessa dal centro funzionale della protezione civile a partire da questo pomeriggio, è valida fino a domani alle ore 10. Andiamo in Cadore Comelico, dove sono tantissimi turisti veneziani che stanno trascorrendo le vacanze. In questo momento l'immagine degli alberi schiantati come birilli e delle case scoperchiate sono negli occhi di residenti e di turisti con tanta incredulità e paura. Ve le facciamo vedere. Ho tanta paura. È andata così. Dov'era quando si è scatenato il finimondo? Io ero in camper mio e ci siamo aggrappati al tendalino perché stava volando via. Guarda la sua auto sconsolata e piange questa turista di Mestre che ieri pomeriggio ha vissuto momenti di puro terrore a Campolongo di Santo Stefano di Cadore. Una bufera di vento con raffiche oltre 140 km/h si è incanalata nella valle attraversata dal Piave e ha scoperchiato case, schiantato gli alberi, caduti uno dopo l'altro come birilli. Se non è una seconda vaia poco ci manca. Queste le condizioni che abbiamo trovato, questa è la situazione che abbiamo trovato questa mattina all'esterno del camping Comelico, dove ci sono le macchine operatrici che stanno lavorando. Guardate la distruzione delle auto sepolte dagli schianti degli alberi. Tutto attorno a noi c'è una immagine che emotivamente ancora richiama i drammatici eventi di 4 anni fa. È una cosa impressionante che in mezz'ora possa essere successo questo. Io ieri ero nel bosco, fortunatamente nell'altro versante mi è andata bene, ecco, dico mi è andata bene, quindi fa paura pensare che da piccoli venivamo qua a giocare, insomma, chi mai pensava una cosa del genere? Comunque una mini vaia, ecco. Una decina le case scoperchiate nella frazione di Campolongo, dove si sono subito concentrati i soccorsi. Oltre 100 interventi complessivamente avete eseguito durante queste ore. Qui che cosa c'è in particolare? Qui in particolare c'è una situazione un po' difficoltosa in quanto è stato
è stato tolto il manto di copertura di questa abitazione e hanno coinvolto 2 camini molto pesanti che sono stati avvolti all'interno. I vigili del fuoco in massa sono stati mobilitati, effettivi e volontari da tutta la provincia, con ogni mezzo a disposizione e con l'aiuto dei colleghi di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Oltre a Santo Stefano ci sono state coinvolte anche la zona di Falcade, Taibon e Caviola e Caprile. Qui nella zona più coinvolta appunto è la zona di Campolongo e la zona di Santo Stefano. Igor Casanova, storico gestore del camping Comelico, che da anni è il rifugio dei turisti provenienti da ogni provincia del Veneto, oltre che dal resto d'Italia e dall'estero, spalanca le braccia e guarda il cielo che pure questa mattina improvvisamente si è incupito. La situazione fuori era impressionante. Fortunatamente non è successo niente. Però adesso comincia a tuonare. Adesso comincia a tuonare, c'è ancora qualche pianta pericolosa, stanno intervenendo i pompieri, speriamo velocemente, per mettere il tutto in sicurezza. Vorrei ringraziare i miei ospiti, i miei vicini, perché ci hanno aiutato. In 2 ore abbiamo liberato tutto. Sono veramente un grazie di cuore. La strage di Santo Stefano di Cadore: non si terrà alcuna udienza in tribunale a Belluno per il conferimento dell'incarico per realizzare la fondamentale consulenza tecnica cinematica sulla tragedia stradale. Il sostituto procuratore Simone Marcon, titolare dell'indagine per il triplice omicidio stradale a carico dell'automobilista tedesca di 33 anni Angelica Utter, ha affidato la perizia al proprio consulente tecnico Andrea Calzavara senza contraddittorio tra le parti. I familiari delle vittime, Marco Antoniello, il piccolo Mattia e la nonna materna Maria Grazia Zuina di Favaro Veneto, si sono affidati all'avvocato Alberto Berardi di Padova, che attraverso lo studio 3A hanno messo a disposizione quale consulente tecnico di parte l'ingegner Mario Piacenti, che svolgerà per conto della parte offesa tutti gli accertamenti tecnici necessari e i propri approfondimenti, a partire da quelli sull'Audi A3 condotta dall'indagata e sui rilievi effettuati dalle forze dell'ordine. La Presidente Nesto e la Vicepresidente Grossetto confermati per il prossimo biennio alla guida della Conferenza dei Sindaci del Litorale del Veneto. Vediamo. Il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, confermata per acclamazione al vertice della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, sintomo del buon lavoro svolto e riconosciuto dai primi cittadini. Abbiamo fatto delle azioni anche di reputazione della nostra costa veneta, ma abbiamo affrontato tanti argomenti: il lavoro e il problema degli stagionali, il tema del ripascimento, il tema delle ordinanze di sicurezza della spiaggia. Abbiamo voluto veramente affrontare tanti temi e cercare di fare sintesi e di dare risposte ai nostri territori. Le infrastrutture, la viabilità, la mobilità e l'accessibilità della costa veneta. Stiamo portando avanti un grande lavoro e quindi è l'orgoglio di una squadra coesa che sta lavorando bene. A me il grande onore, ma anche la grande preoccupazione di coordinare questo gruppo di splendide persone, di grandi primi cittadini. Alla vicepresidenza dell'organismo, che raggruppa tutti i 10 sindaci delle località costiere della Regione Veneto, è riconfermato il sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Io rappresento poi la parte sud della costa veneta ed è un bel segnale che accolgo positivamente, sempre nell'impegno, perché siamo una bella squadra e tutti insieme portiamo avanti da quando io faccio parte di questa assemblea tematiche comuni e vediamo anche i risultati che un po' alla volta li stiamo raccogliendo. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Venezia, ben ritrovati. Ripartiamo dalla Mostra del Cinema. Il 25 luglio sarà presentato ufficialmente il programma, ma anche in Laguna si guarda con preoccupazione alle notizie che arrivano dall'America riguardo al rischio di un possibile sciopero dei divi di Hollywood. C'è il pericolo di una bomba ad orologeria da disinnescare a tenere con il fiato sospeso queste settimane di preparazione dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Dall'America arrivano al Lido notizie poco rassicuranti circa i divi americani che potrebbero incrociare le braccia e disertare il red carpet per sciopero. Starà all'abilità e alla classe del direttore Alberto Barbera, nei panni di un valente artificiere, scongiurare questo pericolo. Il 25 luglio, intanto, ci sarà la presentazione del programma
e anche le giornate degli autori scaldano i motori, come spiega il direttorato generale Giorgio Rosetti, e sono al lavoro con grandi sorprese. 25 luglio annuncio del programma della Mostra del Cinema, 27 luglio annuncio del programma delle giornate degli autori e qualche giorno prima quello della settimana della critica. Come potete immaginare, siamo tutti chini fra le sale di proiezione, il computer per scrivere, accettare e attendere risposte. Ci sono tutta una serie di varianti, compreso l'impossibile o possibile sciopero degli attori americani e poi le associazioni di categoria come le nostre che solidarizzano con gli sceneggiatori di Hollywood. La Mostra di Venezia è pronta a dire la sua. È un percorso a ostacoli per una mostra che si annuncia molto bella, molto ricca. Dopo un Festival di Cannes molto importante, anche Venezia potrà dire la sua con grande autorevolezza. Di questo un po' sono certo, perché Alberto Barbera ci ha dimostrato tutto il dimostrabile, e un po' perché ovviamente questi sono i momenti in cui ci si passano informazioni confidenziali, rumors, non li chiamerei pettegolezzi ma anticipazioni, quindi so che sarà una grande mostra. Per le giornate so che la selezione sarà importante. La richiesta di sangue e plasma non va in vacanza, le malattie purtroppo continuano, l'appello è quello della presidente regionale dell'Avis, Wanda Pradal. Gli ammalati assolutamente non vanno in ferie e hanno necessità assolutamente del nostro sangue e del sangue dei nostri donatori. Però vorrei fare un invito anche per la donazione del plasma. Con l'arrivo dell'estate si intensificano gli appelli per compensare la carenza di sangue. Cresce nei mesi estivi il fabbisogno, mentre calano le donazioni quando la gente è in ferie. A servire è in particolare il plasma. Il Veneto ha raggiunto l'autosufficienza, ma a livello nazionale no. Lo dobbiamo diventare, è fondamentale la donazione del plasma assolutamente, perché con il plasma si fanno gli emoderivati che servono come salvavita, medicinale salvavita. Di conseguenza l'invito forte che voglio fare non solo d'estate ma anche nel proseguo: doniamo il sangue ma doniamo anche il plasma. L'Avis è impegnato in una campagna di sensibilizzazione alla donazione rivolta soprattutto ai giovani. Diventare donatore è semplice ed il contributo di tutti è importante. I requisiti sono quelli perlomeno di aver compiuto 18 anni, di pesare almeno 50 kg e poi possono andare nei centri trasfusionali, fare una visita dicendo che vogliono diventare donatori, fanno una visita con il medico, una compilazione di un questionario e poi ci sarà un piccolo prelievo per vedere l'idoneità del donatore. Non è una cosa difficile da farsi, lo possono fare nei centri trasfusionali di tutto il Veneto e lo possono fare neanche nelle articolazioni organizzative, vale a dire la raccolta associativa di Avis che si fa a Venezia, Padova e Treviso. Jesolo, il lungomare delle stelle, quest'anno sarà intitolato alla campionessa Tania Cagnotto. Siamo felici di annunciare che l'ospite del 2023 del lungomare delle stelle sarà Tania Cagnotto, una grande atleta italiana, una figura positiva, una figura che può trasmettere anche ai giovani il messaggio chiaro che investire su se stessi con impegno, con passione, con costanza significa poter conseguire dei grandi risultati. L'appuntamento è di quelli da segnarsi in grassetto nel calendario: 9 agosto, quando Jesolo intitolerà alla più forte tuffatrice italiana e olimpionica di tutti i tempi un tratto del suo lungomare delle stelle, ogni anno intitolato a un grande personaggio del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della televisione, della scienza e appunto dello sport. Ci fermiamo, era la nostra ultima notizia. Dopo di noi TG Treviso, grazie per averci seguito, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano inizia a indebolirsi, concedendo una temporanea tregua da qui al weekend. A seguire il caldo tornerà presto a farsi più intenso. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto al mattino avremo molte nubi, dalle ore centrali tendenza ad aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con probabili locali rovesci sparsi. Non si escludono temporali di forte intensità con grandine, raffiche di vento e forti rovesci. Altrove maggiori spazi di sereno. Temperature in lieve calo, minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 30 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà più stabile nelle ore centrali con ampie schiarite. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi su zone montane e costiere. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ma ancora con temporali anche intensi, più probabili dal pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 32-33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.